Pronto? Pronto? Salve, chi è là? Sono Giuseppa. Giuseppa, benvenuta nel mondo di Tomy, il mondo dei giocattoli della prima infanzia. Giocattoli importantissimi, giocattoli sicuri e garantiti da Giochi Preziosi. Sicuramente un'idea splendida per fare un bel regalo di Natale. Allora, Giuseppa, ci sono 12 Babbe Natale sul palcoscenico. Una di esse ha nella sua scatola dono un jolly del valore di 3.200.000 lire. Ieri sono stato particolarmente cattivo, quest'oggi, anzi venerdì sono stato cattivo, quest'oggi vorrei essere un po' più buono. Chi scegli? Cristina 40. Cristina 40? Beh. Io non so perché tu abbia scelto Cristina 40. Cosa ti ha ispirato di lei? La simpatia. La simpatia? Bene, talvolta la simpatia è portatrice di sinistre circostanze. Guarda, per farti venire fuori dal ginepraio dove ti sei cacciata, ti offro in cambio Miriana. Il pacco dono di Miriana che l'aveva appena posato, pensa quanto è pesante, quindi, quanto ci può essere nel pacco di Miriana. Va bene. E ti fermi così? No, guarda, no. Non posso accettare ti fermi così. Ti offro anche Ilaria. Che dici? Va bene. Ah sì? Sì. E allora ti aggiungo anche Laura. Che dici? Scelgo le 3. Scegli le 3? Sì. Ma vabbè. Allora vediamo un pochettino a cosa hai rinunciato. Vieni Cristina. Attenzione che lo sapevo io, questo è più che momento Tomy, il momento autoscontro. Eccolo qui, a cosa hai rinunciato? A pepite d'oro del valore di 300.000 lire. 300.000 lire Giuseppa, però sicuramente ci sarà una buona contropartita. Guarda un po', una pepita d'oro del valore di 100.000 lire, alla quale aggiungere cosa? Aggiungere carbone. E poi carbone, solamente 100.000 lire in luogo di 300. Non è stata così malvagia la tua vincita. Peccato. Vabbè, ma guarda te. Ciao Giuseppa, passa un buon Natale. Dov'era il jolly? Era fra le braccia di Roberta. Eccolo qui, il jolly da 3.200.000 lire rappresentato dalla proposta Tomy, la casetta dei sogni, che si trasforma, pensate un po', in una magica lampada girevole. Lampada girevole che suona una dolcissima ninna nanna per accudire il vostro bambino al buio mentre ha bisogno di addormentarsi. Un regalo carinissimo per un bambino. Pronto? Ciao Paolo. Ciao, chi sei? Sono Patrizia. Patrizia, attenzione. Come zompettano le nostre babbe Natale. Allora Patrizia, quale vogliamo scegliere? Miriana. Miriana? Sì. Miriana. Guarda, io in luogo di Miriana ti offro Alessia, la scatenata Alessia. Poi? No, mi fermo qua. Qua solo? Mi fermo qua. Ti offro solamente Alessia in cambio di Miriana. Va bene, accetto Alessia. Accetti Alessia? Sì. Benissimo, allora vediamo a che cosa hai rinunciato. Vieni Miriana, vieni. Hai rinunciato, pensa un po'. Carbone! E che cosa hai vinto Patrizia? Se hai vinto qualcosa. Hai vinto, vedete che io non vengo per nuocere in televisione? $500.000 in pepite d'oro! Bene. L'ho detto che quest'oggi volevo essere buono. E vediamo un pochettino dov'era il jolly. Ma che coreografie acquatiche che fanno lì in piscina. Eccolo qua, il jolly era nelle braccia di Ilaria, il jolly da 3.200.000 lire, rappresentato da questi simpaticissimi tira e molla, simpatici animaletti, che permettono al vostro bambino di stimolare la manipolazione e di divertirsi in un momento talvolta difficile per la mamma e il papà, cioè il momento del bagnetto. Benissimo. Pronto? Ciao Paolo. Ciao, chi sei? Sono Deborah. Deborah, attenzione, fra poco si contratta, io e te. Sì.
riuscire a pescarlo questo jolly da 3.200.000 lire? Speriamo. Quale vuoi delle 12 babbe Natale? Francesca. Francesca quale? Francesca Pettinelli o Francesca Gollini? Collini. La Gollini? Sì. Va bene. Allora guarda, io ho detto provate a pescare il jolly. Provatelo a pescare questo jolly. Vabbè, guarda, in luogo di Francesca Gollini io ti offro Emanuela e Ilaria. Guarda, ecco fatto. Emanuela ed Ilaria. Tu hai scelto Francesca. Sì. Francesca, fai un sorriso che sia degno della sorpresa che porti fra le braccia. Guarda che meraviglia. Ma, vedi, non vuole farsi leggere sul volto alcun sentimento. Cosa scegli? La tua scelta o la mia controproposta, Deborah? Proviamo la mia scelta. La tua scelta, bene. Allora, vediamo che cosa avevo controproposto io. Vieni, Ilaria. Con Ilaria ti offrivo pepite d'oro per il valore di 300.000 lire. Non male, non male. E avevo aggiunto a queste 300.000 lire, per non esagerare, del carbone. Ma perché non volevo esagerare? Perché in realtà tu stavi rischiando di portarti a casa una fortuna. Infatti, nella scatola regalo di Francesca hai vinto carbone! Carbone! Pazienza. Lo so, pazienza. Talvolta questo gioco mi fa apparire infame e sinistro, però non lo sono, voglio essere buono per Natale. Cosa è successo al berretto? È caduto il berretto a papà. Eccolo qui dove era il jolly, nel pacco d'oro di Francesca Pettinelli, c'eri andata vicino. 3 milioni e 2 rappresentati dalla proposta Tomi, la casetta dei sogni, che illumina le pareti della stanza del vostro bambino e lo accompagna con una dolce musica in sonni tranquilli, che sono così importanti per l'infanzia. Coraggio, fatela venire una bella idea, Tomi, per il regalo di Natale. Un'altra telefonata, pronto? Ha telefonato Ciccio Bello. Ah no, Ciccio Bello è fra le braccia di Alessandra. Pronto? Ciao Paolo. Ciao. Sono Maria. Ciao Maria. Allora Maria, ti sento bella frizzante, sicuramente tu riuscirai a portare a casa una bella vincita. Speriamo. Chi scegli tra Laura, Roberta, Romina, Ilaria, Ambra, Francesca, Miriana, Emanuela, Cristina, Alessia, Francesca e Laura. Angela di Cosimo? Hai scelto Laura Freddi. Bene, fai ritornare il nostro cameraman completamente sui suoi passi. Eccola qui, Laura con la sua sicuramente splendida proposta. Laura, com'è la tua proposta? Da sorriso o da non sorriso? Una via di mezzo, non si sa, è ininterpretabile. Paolo facce ciotti. No, aspetta, ho fatto prima. Guarda, in luogo della bella Laura io ti offro Miriana. Un testa a testa tra le ragazze preferite di Non è la Rai. Allora, c'è da scegliere tra Laura e Miriana. Vuoi che faccia ancora altre proposte, ti aggiunga qualcosa? Lo so che insomma... Va bene. Sì? Allora ti aggiungo anche Romina. Guarda, ti aggiungo anche Romina. Che pensi? Ancora? Non lo so. Dimmelo tu, se vuoi io posso anche offrire di più. Va bene. Allora aggiungo anche Francesca Pettinelli. Io, guarda, voglio che tu fai quello che vuoi di me. Cosa vuoi? Ti offro anche... ragazzi. Come? Prendo le ragazze. Vuoi anche... Allora ti aggiungo anche Alessia. E ti aggiungo anche Angela. Non posso offrire di più. Guarda, non posso offrire di più. Io ti ho offerto 5 pacchi dono in luogo della tua scelta. Pronto? Sei dei Prendo nostri? le ragazze. Come? Prendo le ragazze? Prendi la mia scelta? Sì. Bene, allora vediamo a che cosa hai rinunciato. Vieni Laura. Guarda che Laura con un sorriso così non poteva nascondere malizie, ma solamente 500.000 lire in pepite d'oro. Però adesso dobbiamo vedere questi 5 pacchi d'oro. In 5 pacchi d'oro ci sarà almeno un jolly. 3.200.000 lire. Vediamo un po'. Che c'è qui? Carbone. Carbone. Poi, veniamo, forza. Cosa c'è qui? Carbone. Carbone. E qui cosa c'è? Carbone. Carbone. E qui cosa c'è? Carbone. Guarda che se lo dici, l'oro che è dentro si trasforma in carbone. E qui cosa c'è? Non lo so, dopo. Chi è? Cos'è? Se è che è interferenza di tuo marito? Cosa c'è qui? Non lo so, Paolo.
Una pepita da 100.000 lire e nulla più. Ma talvolta mi sento l'anima nera come il carbone io. Comunque, vediamo dov'era il jolly. Mamma mia come sono cattivo. Più si avvicina Natale più mi incrudelisco. Ambra aveva il jolly con le proposte Tomi, giochi preziosi, tira e molla. Questi simpatici animaletti adulti che vanno a recuperare i loro piccoli e poi scappano via nella vasca da bagno. Fanno felice il vostro bambino nel momento del bagnetto. Oh, dove le trovate tutte queste proposte affascinanti Tomi, giochi preziosi? Nel catalogo Tomi, che potrete richiedere gratuitamente in tutti i negozi di giocattoli con fuori l'insegna luminosa Tomi. Ma ora che abbiamo parlato